Come già pubblicato, il Consiglio di amministrazione dell'AICA, l'azienda idrica dei comuni agrigentini, ha rassegnato le dimissioni. Più nel dettaglio, il mandato è stato rimesso nelle mani dei sindaci, ovvero coloro che 2 anni addietro hanno votato lo stesso Consiglio di amministrazione. Saranno dunque i sindaci consorziati, ossia l'ATI, l'Assemblea Territoriale Idrica, a decidere se accogliere o no le dimissioni del CDA. Ascoltiamo il presidente dell'AICA, Settimio Cantone. Siamo tornati al punto di partenza, e cioè 2 anni fa l'Assemblea dei Sindaci all'unanimità ha voluto questo CDA e noi ne siamo stati orgogliosi. Abbiamo lavorato 2 anni con grande impegno per un'azienda, convinti della delicatezza di questo ruolo. Oggi che qualche sindaco evidenzia qualche fibrillazione e addirittura fanno richiesta di rimozione, noi in uno spirito democratico, sereno, senza alcuna rivendicazione, rimettiamo nelle mani dell'Assemblea dei Sindaci la nostra disponibilità. Cioè loro ci hanno eletti, loro ci revocheranno il mandato e noi passeremo la mano. Questo è una cosa che avviene in una democrazia compiuta, avviene sempre con la massima trasparenza e con la massima serenità, quindi nessuna voglia di chissà quali strategie. L'inchiesta della Procura afferisce all'appalto della rete idrica di Agrigento. Ci è dispiaciuto che un parlamentare nazionale abbia voluto associare l'inchiesta con una responsabilità di AICA, perché AICA è soltanto al Consiglio di amministrazione di AICA, è un organismo che non ha nulla a che vedere con le scelte dell'appalto, che sono tutte indirizzate presso organismi esterni. Mi attengo alle notizie di stampa, tutti questi dettagli tecnici sugli uffici, sui finanziamenti, sulle scelte procedurali non afferiscono al CDA. Alla prossima assemblea mi aspetto che facciano chiarezza, che individuino un percorso, perché questa azienda pubblica è stata frutto di grandi sacrifici. Noi abbiamo tentato di farla rivivere, di farla vivere, abbiamo tentato di farla funzionare nel miglior modo possibile, ma in assenza di risorse diventa tutto proibitivo, per cui occorre una capitalizzazione di AICA, una ricapitalizzazione, un'iniezione economica forte, altrimenti AICA è destinata all'asfissia finanziaria. Non è un problema di debiti e crediti, perché forse, come ho detto nella relazione, i nostri crediti sono superiori ai debiti. Il problema è che compriamo l'acqua a un prezzo caro da una società senza contratto, che impone un prezzo per scelte fatte altrove di 0,70. Questo 0,70 euro al metro cubo più IVA, in presenza di una città per esempio come il comune capoluogo, che ha il 64% di perdite, cosa determina? Che per riempire un serbatoio di 1000 litri di acqua io non ho bisogno di 1000 litri, ma ho bisogno di 1640 litri. Moltiplichi un po' 1640 litri per il costo di 0,69 e ottiene l'esborso proibitivo che AICA è costretta a pagare. Tanto è vero, ma le riparazioni le deve fare AICA, ma per fare le riparazioni occorrono le risorse. Occorrono un piano industriale, un'iniezione finanziaria, come le dicevo, abbastanza congrua, perché noi abbiamo parlato di rete idrica, ma c'è anche la parte fognaria, che è altrettanto importante, se non più importante, perché determina danni al sistema ecologico, determina danni all'ambiente. Quindi chi ci deve dare i soldi per fare le manutenzioni agli impianti di depurazione? Questa è la domanda seria, non è chi gestisce, perché io le do da gestire a lei un pezzamento di terreno, ma se non le do gli strumenti, lei che fa? AICA non ha una competenza diretta sulla rete idrica di Agrigento. Noi l'abbiamo appreso dai giornali, quello che voi tutti avete scritto, quindi né più né meno come dei normali cittadini.